Autonomia tra frenate e slanci in avanti, il presidente del Veneto Zaia è impegnato in un doppio appuntamento a Roma, ha incontrato il premier Conte, non sono preoccupato, dice Zaia, ma firmo se mi piace il progetto. Dossier sull'autonomia pronto entro fine settimana, lo ha ribadito anche oggi da Monfalcone il vice premier Salvini, mentre il presidente del Consiglio Conte ha parlato di unità di intenti del governo. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un giro di fatture false per riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti, arrestato un cinese attivo nel settore delle confezioni d'abbigliamento. Preoccupazione per la scomparsa di un 26enne filippino di cui si sono perse le tracce poco dopo l'arrivo nella Marca, lavorava in un ristorante di San Biagio, l'angosciato appello del padre. La lettera che non ti aspetti, il carabiniere è rimasto paralizzato dopo essere stato colpito a caso da un folle davanti a Palazzo Chigi nel 2013 che scrive con l'aiuto dei figli al nuotatore 19enne. A Treviso mancano bambini per formare le classi prime in diverse scuole della città. Oggi l'incontro tra l'assessore all'istruzione e i dirigenti scolastici. Nessun plesso verrà chiuso. Carri mascherati, coriandoli e bimbi in festa. Entra nel clou il ricco programma di carnevali di Marca, 18 comuni coinvolti, 200.000 persone attese su vie e piazze. Gran finale martedì a Conegliano con la diretta su Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la questione dell'autonomia del Veneto, autonomia che tra frenate e slanci in avanti dopo l'intensa giornata di ieri ha visto oggi il presidente del Veneto Zaia impegnato in un doppio appuntamento a Roma incontrare il premier Conte, al quale ha ribadito di non essere preoccupato ma anche rimarcato: io firmo se il progetto mi piace. Sentiamo. La palla è passata al vice premier Matteo Salvini, che ha chiesto entro la settimana un documento di sintesi sul percorso fin qui compiuto da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna verso l'autonomia differenziata. Documento alla mano si confronterà con l'altro vice premier Luigi Di Maio e col presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Da Roma, dove ha incontrato il premier, il governatore del Veneto Luca Zaia continua a dirsi ottimista malgrado gli ostacoli da superare. Così ha risposto ai giornalisti in mattinata alla conferenza delle regioni e delle province autonome. Intanto prendiamo atto che c'è una bozza sulla quale discutere, dall'altro il governo è in movimento su questo fronte e lo siamo anche noi come regioni. E il 70% di questa bozza va bene e adesso spero che l'incontro tra il Presidente del Consiglio e i due vice premier porti a una soluzione che sia una soluzione ovviamente sostenibile. Salvini si è impegnato a condurre in porto l'autonomia entro l'anno. Dalle colonne della stampa nazionale Di Maio, che rigetta l'ipotesi di un'autonomia spacca Italia, parla invece di iter molto lungo. Però è pur vero che tutta questa riforma è una riforma già impostata, si è lavorato moltissimo sul fronte della redazione della bozza d'intesa, per cui direi che gran parte del lavoro è già fatto. Ma le perplessità dei 5 Stelle rimangono. Di Maio annuncia la volontà di portare la discussione in Parlamento, dove i presidenti di Camera e Senato decideranno sull'emendabilità dei testi. Zaia incontra il premier insieme agli altri governatori. Al termine non si sottrae a nuove valutazioni, ma chiarisce: io firmo se il progetto mi piace. Penso che sia doveroso, e condivido anch'io, che il dibattito in Parlamento ci sia. La Costituzione poi è chiara rispetto alla firma dell'intesa e alle modalità, però stiamo anche inaugurando un nuovo corso di questo Paese e non posso non rilevare che ormai la quasi totalità delle regioni, delle 20 regioni italiane, sta chiedendo l'autonomia. Fidatevi che l'autonomia la portiamo a casa. Nel contratto di governo si parla di autonomia, il nostro progetto è serio, in linea con la Costituzione, è esattamente quello che i padri costituenti nel 1948 intravedevano e che qualcuno non ha voluto realizzare. Dossier delle regioni sull'autonomia pronto entro fine settimana, lo ha ribadito anche oggi da Monfalcone il vice premier Matteo Salvini, mentre il presidente del Consiglio Conte ha parlato di unità di intenti nel governo. Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto e poi ci confronteremo. Parole di Matteo Salvini in visita in mattinata al porto di Monfalcone. Parlando di autonomia, il vice premier e leader della Lega ha ribadito di aspettarsi da Veneto e Lombardia entro la fine di questa settimana le annotazioni finali. Tutti i ministri hanno dato il loro contributo, sono fiducioso, ha aggiunto. C'è semmai qualche struttura burocratica che resiste, perché cedere anche una piccola parte di competenza per qualcuno è uno sforzo, però sono fiducioso.
fiducioso. Così Salvini, che si è preso carico personalmente della questione autonomia in una giornata in cui spiccano le sottolineature dell'altro vice premier. Noi sosteniamo l'autonomia ma non lo spacca Italia. L'ottimo ministro Stefani lo abbiamo detto chiaramente. Permetteremo alle regioni che lo chiedono di poter gestire alcuni servizi, ma il percorso non sarà breve. Così Di Maio in un'intervista a Repubblica. Dal canto suo il premier, al termine oggi del confronto con i governatori, è tornato a ribadire l'assoluta compattezza dell'esecutivo. Sull'autonomia c'è armonia nel governo perché abbiamo le idee chiare e nel contratto di governo abbiamo un obiettivo da raggiungere, vogliamo raggiungerlo nel migliore dei modi. Stiamo soltanto, ho accennato anche a questo tema sul finire del nostro incontro, stiamo soltanto valutando bene come interloquire con il Parlamento. Non dimentichiamo che il Parlamento deve cedere delle proprie competenze sul piano dell'attività legislativa alle regioni e quindi è giusto che l'interlocuzione col Parlamento avvenga nel modo più rispettoso delle prerogative del Parlamento. La cronaca ora, fatture false, imprenditore cinese arrestato dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale. Dopo un anno di serrate indagini, la Guardia di Finanza della compagnia di Treviso è riuscita a chiudere il cerchio su un giro di fatture false per oltre 12 milioni di euro, con IVA evasa per quasi 1,5 milioni di euro. Con l'operazione Sarto, gli uomini della polizia tributaria hanno arrestato il titolare di un'azienda tessile, un imprenditore cinese di 40 anni, e indagato 10 persone, tra loro 2 italiani. La Guardia di Finanza ha inoltre ottenuto il sequestro preventivo di beni per 1.200.000 euro. Al centro delle indagini un imprenditore di origini cinesi, residente a Istrana, attivo nel confezionamento di capi d'abbigliamento, che si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Santa Bona. L'uomo risulta essere titolare di 3 aziende tessili della Castellana, tutte intestate a prestanome e con una ventina di dipendenti. Si tratta di aziende che lavorano come terziste per conto di altre ditte impegnate nel mondo della moda. L'imprenditore che è stato colpito dalla misura cautelare è un imprenditore di origine cinese ma perfettamente integrato. Nel complesso sono 10 gli indagati per reati fiscali e per riciclaggio e 6 sono le aziende interessate, coinvolte nella frode fiscale. L'imprenditore aveva escogitato un modo noto per evadere, nascondendosi dietro a delle teste di legno, tra cui anche 2 italiani che figurano tra i 10 indagati. Era riuscito a frodare il fisco con fatture false emesse da 3 società inesistenti, riconducibili a cittadini cinesi, 2 delle quali con sede formale a Venezia. Il dato significativo è che abbiamo sequestrato beni per oltre 1 milione di euro e, come sapete, il fine principale di queste indagini è proprio il recupero delle ricchezze illecitamente accumulate. All'imprenditore tessile la magistratura ha disposto il sequestro preventivo di 12 unità immobiliari di proprietà del quarantenne, vari appartamenti con relativi garage, laboratori e uffici. Si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso l'81enne montebellunese, travolta questa mattina lungo la Feltrina in centro a Biadene. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta una Ford Fiesta condotta da una 60enne della zona che non si è accorta del sopraggiungere dell'anziana. L'impatto è stato molto violento, con l'81enne prima caricata sul cofano, poi sbalzata a terra sull'asfalto. Subito soccorsa, la pensionata è stata trasportati in elicottero a Treviso in condizioni definite dai medici gravissime. E altri 2 incidenti questa mattina sulle strade della provincia di Treviso, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone. Stamattina a Silea, lungo la Treviso Mare, un infermiere di 60 anni ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada capovolgendosi in un fossato. L'uomo di Silea è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni del ferito non sono preoccupanti. Ferite non gravi anche per l'automobilista rimasto coinvolto nella notte, vedete l'immagine dell'auto, in un incidente a San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto lungo la statale 51 d'Alemagna. Anche in questo caso l'auto si è capovolta sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto.
Sono ore di ansia ed attesa per i familiari di un 26enne filippino scomparso poco dopo il suo arrivo in provincia di Treviso. Il giovane aveva trovato lavoro in un ristorante di San Biagio. Sentiamo. Da quant'è che è scomparso Alex? Venerdì sera è 22 febbraio. È grande apprensione e preoccupazione per le sorti del giovane Alex Abram Aliduan, sparito da casa lo scorso 22 febbraio dopo essersi trasferito solo da alcuni giorni nel comune di San Biagio di Callalta. Dopo aver vissuto a Roma dal maggio del 2018, città dove risiedono anche i suoi genitori, lunedì 18 febbraio Alex si è trasferito a San Biagio di Callalta, dove insieme al cugino e ad alcuni connazionali aveva trovato lavoro in un ristorante della zona. Alex nel ristorante di San Biagio di Callalta aveva già lavorato in passato, da mesi era tornato a Roma ma non riuscendo a trovare lavoro era ritornato nella Marca. Il trasferimento da Roma non era stato semplice, ogni giorno Alex telefonava a casa per salutare i familiari e aggiornarli sulle sue condizioni. Venerdì 22 febbraio, dopo aver sentito la madre al telefono, il giovane è uscito dall'appartamento in cui si era stabilito e da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. Alex aveva detto alla madre che aveva intenzione di tornare a Roma. Al telefono il padre di Alex conferma questa ipotesi. Vuole tornare a Roma, ha detto. Mamma, a Boccellenta, mamma, io non voglio più qua e voglio tornare a Roma. Fino adesso, senza notizia, lui sta pensando, io pure come padre sta pensando pure altra cosa, non lo so. L'allarme è scattato la mattina di sabato 23 febbraio quando il 26enne non si è presentato al lavoro presso il ristorante di San Biagio. Il giovane uscendo di casa ha portato con sé il telefono che però risulta sempre spento e i documenti. Il resto dei suoi effetti personali è rimasto nell'appartamento. Non parla molto bene l'italiano ma è in grado di capire la nostra lingua. Chiunque pensi di averlo visto nelle ultime ore è pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini sul caso. Il padre nel frattempo lancia un accorato appello. Io, papà e la mamma è molto preoccupati, allora per favore se si trova lui chiama polizia o carabinieri. Ancora cronaca, precipitato con il parapendio sul tetto di un'azienda, grave incidente nel pomeriggio. Grave incidente del volo attorno alle 16 di oggi a Semonzo. Un pilota di 48 anni ha perso il controllo del suo parapendio precipitando sul tetto di una fabbrica di via Caose. Stando alle testimonianze, l'uomo di nazionalità tedesca sarebbe precipitato da un'altezza di almeno 20 metri. Gravissimi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano e i sanitari del SUEM di Crespano che hanno dovuto chiedere l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso. C'è anche un tifoso del Treviso tra i due destinatari dei DASPO emessi dal Questore di Venezia per fatti commessi in occasione della partita d'eccellenza tra Union Mogliano e Treviso lo scorso 18 novembre. Si tratta di un 21enne dell'Est, tifoso del Treviso, che dopo l'incontro si è recato presso un locale di Marcon e si è reso responsabile di un'aggressione ai danni di un tifoso della squadra di casa e del danneggiamento di entrambi gli specchietti retrovisori dell'autovettura dell'aggredito. Ora non potrà più entrare allo stadio. Gli sviluppi della maxi inchiesta della distrettuale di Milano sui rifiuti hanno interessato anche il Veneto e tra gli arrestati c'è anche un imprenditore trevigiano. Anche un imprenditore di Roncade, Giovanni Girotto, 66 anni, risulta tra gli arrestati nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sullo stoccaggio abusivo di rifiuti che ha investito anche il Nord-Est. C'è anche quella che ha raggiunto Girotto, ora ai domiciliari, tra le 15 misure cautelari emesse al termine delle indagini. Fa riferimento al 66enne, un capannone di Fossalta di Piave nel Veneziano, che secondo gli inquirenti sarebbe stato utilizzato per stoccare illecitamente i rifiuti. Proprio nei giorni scorsi la polizia locale del consorzio di cui fa parte Fossalta aveva effettuato un sopralluogo al capannone di Via delle Industrie insieme ai tecnici di Veritas, ARPA e ULS 4. Non era sembrato trattarsi di rifiuti nocivi, di certo, sottolinea il vice sindaco Gianpietro Zaramella. Con questi nuovi elementi potremo attribuire i costi della bonifica ai responsabili. Ed ora torniamo a parlare di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto
paralizzato da un colpo di pistola che l'ha colpito in quello che sembra sempre più un tragico scambio di persona. Mentre prosegue il decorso clinico in una struttura riabilitativa romana, al giovane trevigiano è arrivata anche la solidarietà di un'altra persona rimasta paralizzata da un colpo di pistola, quella del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Giangrande, centrato da un folle mentre era di servizio fuori Palazzo Chigi. Era il 28 aprile del 2013 e da quel giorno Giangrande è rimasto tetraplegico. In questi giorni il maresciallo, pur non conoscendolo direttamente, ha scritto a Manuel descrivendo il comune destino di essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma anche per dimostrare al giovane nuotatore come la forza di volontà ed il sostegno di amici e conoscenti siano la vera cura per una condizione altrimenti difficile da affrontare. Torniamo a parlare di scuole. A Treviso mancano bambini per formare le classi prime in diversi istituti della città. Oggi l'incontro tra l'assessore comunale all'istruzione e i dirigenti scolastici. Sentiamo. Calo degli alunni e rischio di chiusura per alcune classi prime di diverse scuole elementari della città di Treviso, perché non si è raggiunto il numero minimo previsto dal Ministero, che è di 15 alunni. È il caso delle Masaccio, dove per il prossimo anno scolastico le sezioni inizieranno dalla seconda, o delle Tommaseo. Per fare il punto, oggi l'assessore comunale all'istruzione Silvia Nizzetto ha incontrato i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Treviso. Abbiamo capito che ci sono delle criticità, che però l'amministrazione non ha interesse assolutamente di chiudere scuole, perché continua a ritenerlo un valore aggiunto nel quartiere. Siccome noi lavoriamo proprio con la finalità anche di rivitalizzarli, è importante che le scuole rimangano nei nostri quartieri. Quello che abbiamo cercato comunque di capire è se si può in qualche modo riorganizzarle proprio anche in modo da utilizzare gli spazi in modo più congeniale e che sia giustamente positivo magari per alcuni che hanno esuberi o per altri che ne hanno invece in calo. A fronte di questa situazione, che presenta in alcuni casi delle criticità, l'amministrazione comunale intende operare per una riorganizzazione non solo degli spazi ma anche dell'offerta formativa, pure extracurricolare, per valorizzare soprattutto quegli istituti che stanno vivendo per vari motivi un calo delle iscrizioni. Questa va incentivata secondo me con delle iniziative che proprio facciano tornare alla scuola una ricchezza non solo per i ragazzini che sono dentro, ma anche poi proprio per il quartiere stesso e per chi vive in quel quartiere. Il fatto che alcune aule restino vuote per il prossimo anno scolastico può anche avere dei risvolti positivi, in quanto proprio quelle classi potranno essere utilizzate come spazi di respiro per accogliere i bambini delle scuole che saranno oggetto di ristrutturazioni edilizie e quindi non potranno ospitare gli alunni. Pubblicità, ora linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora allo stadio Tenni. Abbiamo raccolto voci e commenti amari attorno all'impianto nel giorno dello sfratto all'attuale dirigenza biancoceleste da parte del comune. Intanto l'ex presidente Lenzini lancia un appello al sindaco. Fidatevi, le tribune, una volta lanciato il nuovo progetto, torneranno pulite e accoglienti, le bandiere biancazzurre torneranno a sventolare e i giovani non vedranno l'ora di venire a giocare a Treviso. Così sui social il sindaco Mario Conte nel giorno dello sfratto esecutivo dallo stadio Tenni ingiunto agli attuali dirigenti della società. Il sindaco guarda avanti, ma tra i tifosi storici biancocelesti c'è amarezza e scontento, oltre al disagio per una struttura lasciata a se stessa dentro e fuori. Noi non meritiamo una serie fra Santabona e Monigo, noi minimo meritiamo una serie C dignitosa come tanti anni fa. Speriamo che facciano le cose con intelligenza e con coscienza, perché noi non meritiamo un Treviso calcio fra quartieri, noi meritiamo qualcosa in più. C'è chi è fortemente critico con Cassugana. Non è giusto trattare così una società di calcio da parte del comune, della municipalità. Il sindaco dice prima pagano e poi parlo con loro. Non è così che si fa, anche perché loro hanno chiesto più volte di parlare col sindaco e il sindaco ha sempre rifiutato.
Favorevole all'ipotesi di un consorzio di piccole realtà, uno storico ex del Treviso, Nisio Lenzini, presidente nel 2013, prima che la società prendesse la deriva di oggi. Mi piacerebbe che il sindaco Conte, che ha certamente la mia fiducia, potrebbe proprio, al di là di prendere la matricola del Calcio Treviso e trovare poi un pool di imprenditori come vedo che sta facendo, ma che la matricola rimanga proprio di proprietà del Comune di Treviso. Lenzini suggerisce di lasciar fuori ex calciatori dai quadri dirigenziali e concorda col sindaco quando dice che serve che si facciano avanti persone di cuore, con la passione del calcio. Auspicherei tanto che le fondamenta di una società sportiva, indipendentemente che sia calcio o altri sport, che ci fossero dirigenti innanzitutto e allenatori che siano maestri di vita, come ho avuto la fortuna io di trovare in Romolo Ferrario questo. Adesso tutti che vogliono guadagnare soldi, per cui non si va da nessuna parte, siamo fondati solamente su sabbie mobili. E torniamo ora con la gara di solidarietà lanciata dalle emittenti del nostro gruppo Media Nord-Est a favore del piccolo Gio. Siamo tornati a trovarlo e mamma Erika, emozionata, ci ha raccontato che sono stati superati i 100.000 euro. C'è stato uno sprint pazzesco, ad oggi siamo a 115.000 euro. Grazie a donazioni grandi da parte di aziende, di enti grossi e soprattutto da parte di semplici operai, di persone anche di disoccupati, famiglie che hanno tanti figli a carico. Tira un gol, prendi la conosci. Il primo gol è stato segnato. La raccolta fondi per permettere l'operazione in America del piccolo Joe ha raggiunto in queste ore quota 115.000 euro, uno sforzo corale sostenuto dalla nostra emittente. In questo sprint c'è stato proprio grazie a questo servizio a Rete Veneta che ci sta supportando ogni giorno, che ha preso sotto la sua ala Giovanni, lo ha accolto come un figlio, come un nipote. E le persone mi telefonano dicendomi: ho visto Giovanni, ho visto il vostro servizio, voglio aiutarvi, come posso prendere i biscotti, come posso contribuire. Ma chi sono queste persone? Ci sono tanti bambini, racconta mamma Erika. I bambini sono una cosa fantastica. Qualche giorno fa ci è arrivata una busta da parte di un ragazzino di 13 anni che ha donato a Giovanni, penso sia la sua paghetta settimanale. Non era in quanto la quantità, perché erano 15 euro, però è stato proprio il gesto, il pensiero di dire: questi bambini, ragazzini al giorno d'oggi che investono il loro futuro su mio figlio, danno la possibilità a Giovanni di raggiungere il suo obiettivo. Gioca con i sassolini il piccolo Joe, gli occhi marroni, uno sguardo che ti conquista, la vitalità contagiosa dei suoi 2 anni. Corre dietro al suo pallone, la mamma spera un giorno appoggerà anche il piede destro per terra. Possiamo tutti aiutare il sogno del piccolo Joe, continuando a fare donazioni sul conto corrente o sulla carta Postepay. I primi 100.000 euro ci sono, ne mancano 300.000. Noi dobbiamo evitare che la cartilagine diventi osso, appunto per poter salvare la gamba. Noi dovremo pagare l'intervento 1 mese e mezzo prima che venga effettuato, per cui abbiamo bisogno urgentemente di tutto. E quindi raccogliamo. Assolutamente, continuate ad aiutarci e continuate a darci la possibilità di portare il nostro figlio in America. Abbiamo bisogno di tutti voi. Giovedì grasso, oggi entra nel vivo il Carnevale della Marca, vediamo. Coriandoli, stelle filanti, mascherine e soprattutto carri allegorici. Giornate clou nel ricco programma di Carnevali di Marca che per il 2019 vede coinvolti ben 18 comuni della provincia di Treviso con 20 sfilate di una 90ina di carri allegorici ed almeno 200.000 persone attese su vie e piazze per assistere all'allegro e colorato corteo per la gioia soprattutto dei bambini.
Spettacolo e divertimento assicurato per le sfilate con i temi classici del carnevale, ma anche tante sorprese. Abbiamo un po' di tutto, dalla satira politica, dai cartoni animati, dalle favole che si raccontavano una volta e anche dai carri presentati dai ragazzini costruiti da loro, e questo vuol dire essere molto vicini anche ai bambini, perché ricordiamolo, il carnevale è un carnevale anche dei bambini soprattutto. Riflettori puntati sul Martedì Grasso, che quest'anno, oltre al consueto appuntamento di Treviso, vedrà una sfilata particolarmente ricca a Conegliano, e proprio dalla città del Cima Antenna 3, con la collaborazione di Carnevali di Marca, trasmetterà in diretta la sfilata dei carri a partire dalle 14:45. Noi abbiamo cercato di fare la diretta in collaborazione con Antenna 3 e ringrazio ancora i dirigenti, perché diamo la possibilità a chi non può venire per problemi fisici o i ragazzi con problematiche che non possono venire alle sfilate di poterla vedere da casa. Questo è un grandissimo piacere che noi facciamo alle persone meno fortunate. Ed era l'ultimo servizio, tra poco 20:10, in studio Alessandra Cortesia, argento olimpico nella break dance, nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella, perché il suo successo è frutto di talento ma anche di una grande forza di volontà, dopo essere stata vittima dei bulli a scuola. Ed è tutto, vi lascio come sempre al meteo, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, sarà infatti una giornata dal sapore quasi primaverile. Nel dettaglio sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone. Sarà dunque soleggiato ovunque e il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 1 e 4 gradi. Valori massimi molto miti, compresi tra 12 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata e il cielo si presenterà poco nuvoloso. In serata non si esclude qualche piovasco sul Triestino. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, comprese invece tra 12 e 16 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 5 gradi. Massime invece molto piacevoli, comprese tra 14 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.